Questo rischia di rendere ancora più grave la situazione già di crisi che abbiamo nel settore dei consumi e nel settore del commercio di consulenza. 1 gennaio 2013, nuovo anno e nuova stangata. Per i commercianti le date sui calendari stanno diventando pesanti come il piombo e da Venezia arriva l'ennesimo allarme di Confcommercio, un allarme targato RES. È questo il nome del nuovo tributo sui rifiuti contenuto nel decreto Salva Italia, la tassa che dal 1 gennaio sostituirà le vecchie TIA e TARSU, con un piccolo particolare: provocherà salassi devastanti per le piccole e grandi imprese del commercio, aumenti medi fino al 290%, con incrementi anche superiori al più 400% per alcune tipologie di attività come la ristorazione e fino al più 600% per l'ortofrutta e le discoteche. Ecco un esempio. Se uno ha 200 metri quadri, dagli 800 di attività di esercizio commerciale, dagli 800 euro circa di prima, oggi arriverà a pagare oltre i 3.000 euro. In base alle simulazioni effettuate da Confcommercio, pescherie, negozi di fiori o pizzerie al taglio con locali di 100 metri quadri andranno a pagare 3.038 euro a fronte dei 401 dovuti nel 2012. Discoteche e nightclub da 200 metri quadri passeranno da 558 a 4.400 euro, mentre andrà solo un po' meglio, ad esempio, ad edicole, farmacie e tabacchi da 30 metri quadri, che passeranno da 103 a 192 euro. Il nuovo tributo comprende, oltre alla quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti, anche una quota servizi per la sicurezza, l'illuminazione e la gestione delle strade. Per chi ha già a che fare con l'IMU sugli immobili commerciali, una ammazzata tremenda e un clima di sfiducia sempre più vasto nei confronti dello Stato, che strangola i privati e non taglia la spesa pubblica. Questo aumentare le tasse porta come mettere dell'acqua in un secchio che ha dei buchi, e invece di intervenire sui buchi e sulle spese correnti si interviene continuamente nell'alimentare le entrate.